Oggi apre la mostra A Nostra Immagine, scultura in terracotta del Rinascimento da Donatello a Riccio. Un importante appuntamento, frutto di un lungo lavoro di ricerca che ha visto insieme soggetti diversi per capire di ricostruire uno spaccato culturale e artistico che Padova ha vissuto proprio nella seconda metà del 400 e ai primi decenni del 500. Protagonisti assoluti Donatello, ma anche altri attori che subito dopo la partenza di Donatello da Padova, quando raggiunse Firenze, arrivarono da ogni parte, in particolare dalla Lombardia, dal Trentino, e vollero imparare, apprendere la tecnica della plastica fittile, o meglio della scultura in terracotta, lavorazione dell'argilla, della materia povera, economicamente più disponibile di altre, ma che è servita per le varie botteghe che si sono succedute fino ai primi del Cinquecento a realizzare immagini sacre, Madonne con bambino, santi per le proprie per case private, case domestiche, luoghi di culto o piccoli oratori, capitelli, e farne quindi un universo che in qualche modo ci parla di una fede anche molto semplice ma di grande immediatezza. Alle mie spalle una bellissima Pietà di Andrea Riccio che si trova nella chiesa di Santo Stefano a Due Carrare e che parla proprio di questo momento di patetismo espressivo che nell'iconografia viene sempre raccontato come l'immagine del Cristo morto sorretto da Maria da un lato e da Giovanni. La scultura in terracotta doveva decorare, ornare un altare non più esistente nella chiesa rinnovata secondo gusti nuovi. In molte altre occasioni le immagini sono andate disperse proprio perché passate in qualche modo di gusto e che magari furono acquisite in un mercato antiquario per finire poi in musei internazionali o in musei civici della nostra città.